Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati con i nostri live speciali dal Friuli Venezia Giulia e non solo, già collegata con noi Maria Paola Frattolin per parlare di una bella iniziativa che si è svolta proprio lunedì scorso in quel di Udine, dedicata a Dante Alighieri ai 700 anni dalla sua morte e soprattutto iniziative che proseguiranno già nel primo pomeriggio di oggi e nei prossimi giorni legate sempre all'associazione itinerante dedicata appunto alle guide del Friuli Venezia Giulia. Buon pomeriggio Paola e grazie per la tua partecipazione innanzitutto. Buon pomeriggio a voi e grazie. Allora, senti, partiamo subito dalla cronaca del recente passato, no? Come si dice in questi casi. Lunedì c'è stata questa bella iniziativa, dall'alba fino a notte fonda, dove praticamente si è letta l'intera Divina Commedia con tanti personaggi che hanno partecipato, una decina di minuti a testa per leggere i vari canti all'interno dei vari passaggi, no? Dei vari gironi della Divina Commedia o Divina Commedia, come si dovrebbe dire per correttezza, no? È così. Sì, lunedì c'è stata questa esperienza meravigliosa e dirò anche perché, però volevo anticipare che la settimana di Dante che finirà domenica pomeriggio, domenica 19 settembre pomeriggio al Museo del Duomo di Udine con un intervento sul patriarca Bertrand de Saint-Chenier è iniziata lunedì 13 alle ore 7:30 di mattina in cattedrale a Udine con la prima messa del mattino che è stata officiata da Monsignor Nobile, parroco del Duomo, cantata da la soprano Carolo e all'organo Giulia D'Andrea. Il parroco ha letto brani della lettera apostolica di Papa Francesco dedicata a Dante per i 700 anni dalla morte, poi ci sono state letture dall'Apocalisse ed altro. È stato un momento molto intenso e io devo dire che la messa è stata veramente affollata anche da persone che venivano da fuori Udine. È stato un momento celebrativo molto importante anche perché Dante muore nella notte tra il 13 e il 14 settembre, quindi noi tutta questa lettura della commedia volevamo farla precedere da una messa dedicata alla Beata Vergine Maria, ma in memoria di Dante. E poi alle 8:15 è iniziata questa cosa che ha visto la partecipazione corale della cittadinanza e non solo, e quando intendo corale cittadinanza, tutti, dagli studenti agli insegnanti, giudici del tribunale, avvocati, medici, cittadini in pensione, tutti. E la cosa meravigliosa è stata che tutti hanno accettato di buon grado, ma con tanto entusiasmo, di leggere la Divina Commedia, che all'inizio fa spavento un po' a tutti, perché leggere un canto di Dante non è così banale e richiede un minimo di preparazione, di lettura, di attenzione e di concentrazione. Quindi spesso le persone si spaventano per questo. E pur nella reticenza iniziale e nel senso di responsabilità anche di affrontare la lettura di un poeta così grande e di un uomo così immenso che tanto ha dato all'umanità, la partecipazione è stata veramente entusiastica. Certo. Ecco, mentre stiamo andando in onda, giusto per i nostri amici, abbiamo un video che dura circa 7 minuti di un passaggio, no, dei vari, di questa maratona dantesca che, come ha detto giustamente la nostra ospite, è iniziata alle prime, diciamo così, alle prime luci dell'alba e si è conclusa poi a notte inoltrata. No? Ecco, questo esattamente in che punto siamo in questo video? Qui siamo ormai al paradiso, Erika Dami è intervenuta verso la fine della lettura, abbiamo iniziato con l'inferno, la lettura di un canto di Dante richiede circa 10 minuti di tempo, considerando che alcuni sono più brevi, alcuni più lunghi, però la media l'abbiamo calcolata su 10 minuti e siamo riusciti a restare nei tempi perché evidentemente erano considerati giusti. 6 canti per ora e 5 ore e mezza, 6 massimo per cantica, quindi abbiamo finito all'1:30.
all'1:30 del mattino, diciamo del primo mattino del martedì 14. Certo. Come hai detto tu, tantissima partecipazione, dalla gente comune alle persone più importanti, liberi professionisti, insomma, personaggi che Sì. danno un certo lustro per il loro lavoro a Udine e a tutto il Friuli Venezia Giulia, che hanno partecipato a questa bella iniziativa proprio per dare un ulteriore messaggio, perché c'è un po' di diatriba, no? Dobbiamo dire, fra Dante e il Friuli, perché ad esempio i friulanisti non vedono di buon occhio il sommo poeta. Sì, è anche comprensibile, ma non si può valutare un poeta come Dante, diciamo un intellettuale, perché lui in realtà è il primo intellettuale dell'età moderna. E solo con un cono focalizzato su una frase che lui, con la quale lui definisce la lingua friulana, forse non degna, tra virgolette, di diventare volgare illustre. Ma dobbiamo considerare che lui è anche linguista, lui fa uno studio su tutti i dialetti italiani, nel senso di lingue uscite dal latino, per capire con quale si disceterà di poesia. Infatti il Dolce Stil Novo, Cavalcanti, Guinizelli iniziano proprio questo poetare in lingua volgare. Il latino lo parlano tutti gli intellettuali, è la lingua d'Europa, è la lingua della comunicazione politica, intellettuale e scientifica, però già si pone il problema, all'epoca di Dante, di quale sarà la lingua del futuro, diciamo così. E quindi lui fa un viaggio, lui le analizza tutte, e forse sul friulano non era tanto d'accordo, ma questo non deve Certo. limitarci nella valutazione di Dante, anzi. È un'ulteriore spinta, no? Per migliorare forse anche la nostra lingua, no? In un certo senso, perché anche noi non siamo chiaramente una lingua latina, ma siamo una lingua ladina, in un certo senso, da non confondere, no? Perché sennò poi sembra quasi le famose battute di Nino Frassica, no? Che del latino da non confondersi con la botte, tanto per dirne Sì, una, no? Per i non addetti ai lavori, come si dice in questi casi. sì, no, Senti, certo, abbiamo detto certamente. tutta la settimana, insomma, fino a domenica ci saranno Sì. queste iniziative, no? Legate al sommo magnifico poeta. Abbiamo visto nelle immagini quello che è accaduto proprio il lunedì scorso, ma abbiamo detto insomma si va avanti perché ci sono altre cose in programma da qui al fine settimana. Allora ci vuoi Sì. un po' spiegare bene nel dettaglio? Altro che, volevo anche aggiungere per lunedì che abbiamo avuto veramente un grande afflusso anche di pubblico. L'Oratorio della Purità con l'enorme Covid poteva ricevere 50 persone e la gran parte della giornata quelle 50 persone erano presenti come uditori. Voglio anche dire che c'è stata una bellissima presenza come lettori degli studenti degli istituti udinesi, e questo ci ha fatto immenso piacere perché i ragazzi sono rimasti fino all'1:30. Hanno letto più di un canto, una partecipazione davvero sentita e affettuosa. Ora sì, le manifestazioni continuano, noi abbiamo appena fatto un incontro in Sala Iace con Roberto Cardone, l'artista che ha donato un'opera dedicata a Dante, esattamente una descrizione pittorica del secondo canto del Purgatorio, l'ha donata alla città di Udine, quindi andrà a arricchire la collezione di Civici Musei. Altro appuntamento importantissimo per oggi, alle 18:30 all'Università di Udine, scuola di specializzazione, Palazzo di Toppo Wasserman, c'è un incontro con la professoressa Roberta Cella dell'Università di Pisa. Roberta Cella parlerà delle donne di Dante, di Marco Sant'Agata. Il volume di Marco Sant'Agata è interessantissimo, uscito postumo perché l'artista era molto ammalato quando ormai lo ha dato alle stampe. È un volume particolare perché parla anche delle donne che non sono molto così conosciute, perché noi parliamo sempre di Beatrice è la donna angelicata, la Beatrice è quella che personifica la donna del Dolce Stil Novo, quell'essere aereo, spirituale, che fa da tramite fra la terra e il cielo, che infatti accompagna Dante nel paradiso verso la luce di Dio. Però ci sono Gemma Donati, la moglie, c'è Tana, la figlia con i suoi figli, che in realtà per l'uomo Dante, l'uomo terreno, saranno fondamentali nella sua vita, soprattutto dopo l'esilio che costerà a Dante non solo un dolore, una lacerazione immensa, ma anche economicamente avrà dei problemi. E qui interverrà Gemma, la moglie, con la famiglia di Gemma, la sorella Tana con la sua famiglia. E quindi Roberta Cella parlerà di tutte queste donne, di questo infinito universo di Dante che noi forse poco conosciamo, perché abbiamo il mito di Certo. Beatrice, che poi Beatrice
è raccontata come un essere angelico, ma è stata una donna vera in carne ed ossa. Senti, la tua associazione insomma non si limita chiaramente solo a fare queste iniziative perché è operativa tutto l'anno, no? Perché avete diverse cose in cantiere, anche seppur la pandemia si sia fatta sentire, abbia in un certo senso limitato quello che potrebbe essere la presenza di massa, però questo non vi ha bloccato, avete, come si dice, estratto dal cilindro, no? Un po' il piano B o addirittura il piano C per continuare a far conoscere quelle che sono le bellezze storico-culturali presenti in tutta la regione. Sì, è cambiato un po' il modo di porsi, certamente la pandemia ha cambiato questo universo, ha fermato il lavoro per 1 anno e mezzo ed è stato un grave problema. Noi abbiamo continuato a lavorare con degli itinerari a tema, con delle, diciamo, una progettualità particolare, locale, quindi riferita soprattutto al nostro territorio. Il grande turismo, quello che tu chiami di massa, Omar, effettivamente è completamente crollato perché non ci sono le tempistiche per organizzarlo, quindi le agenzie, i grandi gruppi fanno fatica a mettere in essere una progettualità che ha bisogno sia di tempistiche che di sicurezza. La legislazione si adegua al corso della pandemia e non è, vogliamo dire, stabile, non per cattiveria, ma perché la Chiaro. pandemia non si sa dove va e cosa fa. Senti, tra l'altro oggi ricorre l'anniversario delle due ultime famose forti scosse che praticamente diedero la mazzata definitiva a quelle poche cose rimaste in piedi dopo la scossa del 6 maggio. Molte chiese, molti palazzi, insomma molte particolarità storiche presenti dalle nostre parti purtroppo sono andate distrutte da quelle scosse di quel maledetto sisma del 1976. No? Qualcosa è stato recuperato, qualcosa si è potuto riportare alla luce quasi al 100%, se non addirittura di più. Però questo è un ulteriore messaggio che si può fare anche conoscenze magari di luoghi che purtroppo non esistono più materialmente, ma grazie alla tecnologia moderna rinascono virtualmente per far conoscere magari quelli che erano castelli piuttosto che luoghi di culto presenti nella zona del Friuli Venezia Giulia. Beh, il percorso del terremoto è uno degli itinerari che noi facciamo normalmente, sia per quanto riguarda diciamo, gli edifici che non ci sono più, e lì si fa un discorso prettamente storico, però noi puntiamo sempre su quello che è stato ricostruito e non solo dal punto di vista artistico e storico, ma dal punto di vista tecnico e della volontà sia popolare che delle amministrazioni. Il lavoro che è stato fatto in Friuli dopo il 1976 con la ricostruzione che è durata meno di 10 anni, anche con quello che seguì, perché noi ricordiamo che la forza di questa regione è stata il popolo, il suo popolo, l'amministrazione e anche la curia con l'arcivescovo che hanno seguito quella linea. Si costruiscono prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, lo sappiamo. E alla fine tutto quanto è rimasto è stato restituito, sappiamo finanziariamente e economicamente, al governo di Roma come un buon padre di famiglia. I comuni sappiamo che hanno dato quasi 400 milioni di lire in restituzione a quello che avevano avuto. Quindi questo è un percorso che noi facciamo sempre, con gli stop a Gemona e a Venzone, perché la ricostruzione di questi paesi è stata straordinaria e sono sia il Duomo di Gemona che quello di Venzone anche la testimonianza di un tipo di restauro e ricostruzione, perché nel caso di Gemona parliamo di restauro, nel caso di Venzone parliamo di ricostruzione pietra su pietra per anastilosi, davvero una tecnologia all'avanguardia e Certo. tanto di cappello a chi l'ha pensata, a chi l'ha realizzata e al popolo che l'ha sostenuta e l'ha voluta. Senti, io ricordo un articolo, se non sbaglio, del Corriere della Sera, firmato da Offeddu nel 1996, dunque proprio nel ventennale delle scosse dell'Orcolat, che descriveva Gemona come una città colpita sì dal terremoto, ma per colui che per la prima volta la visita sembra più una narrazione, più una leggenda, no? Che un fatto reale, realmente accaduto. Possiamo dire, Sì, questo è non è il vero. solito vanto friulano, cioè proprio se lo scrive, anzi all'epoca Gianluigi Offeddu era una firma
non diciamo di quartiere, ma era una firma importante a livello nazionale, riporta così nel suo articolo, vuol dire che qui si è lavorato bene, si è costruito bene e si può portare di nuovo i visitatori a riscoprire, ad assaggiare un po' direttamente sul posto quello che era l'architettura e la propria storia, no? In un certo senso. No, confermo Omar, confermo, perché quando porti i gruppi a Gemona Benzone io devo far vedere le foto a Gemona in questa mostra permanente, piccola mostra permanente molto eloquente che c'è in Via Bini, e anche questo video costante che è la registrazione di documentari fatti al momento, vivi, con le persone che parlano, e chi accompagno non si rende conto della distruzione, si rende conto perché viene raccontata, perché la vedono nelle fotografie, ma queste città sono rinate come erano prima, come il popolo friulano ha voluto, com'era e dov'era, no? Ricordiamo questo refrain, certo. E così è, quindi chi viene da fuori vede la narrazione di una rinascita da un lato, ma di un paese che esiste, di un paese che come non fosse mai stato distrutto, se non si vanno a vedere le piccole lacetti, no, rimasti come monumenti, tipo la Chiesa delle Grazie a Gemona, sono rimasti proprio come monumenti e testimonianze di questo dolore, di questa lacerazione. Poi non dimentichiamo che a Gemona, e tu hai nominato 96, io insegnavo al liceo scientifico di Gemona quell'anno, voglio ricordare, perché l'abbiamo ricordato in questi giorni, che quel sabato del 6 maggio alle 9 di sera nel Duomo di Gemona il comune, l'amministrazione di Gemona aveva pensato in maniera secondo me molto saggia di chiamare Vittorio Sermonti a leggere l'ultimo canto del Paradiso. Perché? Perché c'è la campana di Dante nel Duomo di Gemona, una campana quasi miracolosa perché è caduta 2 volte dal campanile, sappiamo, e non si è mai spezzata, quindi c'è questo, e che ha nel colletto scolpito la prima terzina del canto di San Bernardo, dell'ultimo canto della Divina Commedia del Paradiso. E ci tengo a dire che quella terzina è un italiano benetizzante del 1423, perché fu fusa allora questa campana. Cosa significa? Che in Friuli questo mito di Dante era già acquisito popolarmente, perché non è l'italiano di Dante, anche se è un italiano venetizzante, quindi popolareggiante, possiamo dire così, tra Poi tra virgolette. l'altro all'epoca Venezia era già da queste parti con i suoi domini e chiaramente un ulteriore messaggio di radicare sul territorio quello che è stato il sommo poeta. Sì, era qui da 3 anni, poi non erano tanti, perché certo. è arrivata nel 1420, lì siamo al 23, ed è molto interessante questa piccola grande testimonianza. L'ho detto anche Sermonti, che non sembrava fosse mai stato distrutto quel paese, anche perché probabilmente ha visto quelle 9 di sera la presenza totale della cittadinanza. C'è stato, io ho visto tutti i miei studenti di 16-18 anni alle 9 di sera di sabato, tutti lì attenti e commossi, che ho pensato, meravigliosa gioventù, non è in discoteca, è qui. Che è la stessa cosa che ho detto lunedì sera ai ragazzi del liceo che erano lì a Luna con noi, ho detto ragazzi siete qui, non siete... E loro mi hanno detto una cosa bellissima, mi ha detto ma la discoteca è in questi capannoni anonimi, vuol mettere quanto è più bello essere qui. Ecco, questi sono i ragazzi che sono il nostro futuro. E soprattutto questo è un messaggio di positività e di continuazione, e la voglia, no, di tramandare ai posteri, come si dice in questi casi, quello che è la propria storia legata al territorio, indifferentemente poi magari da qualcuno, come hai detto tu, che insomma potrebbe in un certo senso dire ma però insomma questa è la storia, poi le chiacchiere le lasciamo ai bar, come si dice in questi casi. Senti Maria Paola, io ti ringrazio per questa chiacchierata in compagnia, avremo altra occasione con te per aprire finestre in diretta o diretta, nel senso in streaming o di persona sul posto, per conoscere quelle che sono le iniziative legate alla tua associazione. Complimenti a te e a tutti i tuoi collaboratori per quello che state facendo, perché non è facile oggi come oggi portare avanti questi progetti, soprattutto non solo per la pandemia, ma soprattutto anche per la burocrazia, che è un altro Covid al contrario, dove effettivamente ti puoi vaccinare quanto vuoi, ma a volte questa pandemia, diciamo così, virtuale, che la burocrazia italiana fa più danni di quello che è la pandemia vera e propria.
perché sappiamo insomma che è una Concordo scatola cinese, perfettamente. è una Sì. scatola cinese dove ti perdi e rischi di non, è un labirinto, no? Dove non sai dove uscire in un certo senso. Sì, posso dire però spezzare una lancia per alcune persone, funzionari, impiegati delle amministrazioni pubbliche con le quali ovviamente mi devo interfacciare in queste difficoltà, e ho trovato, al di là della difficoltà della legge, della burocrazia, degli equivoci, eccetera, delle persone molto disponibili a scavalcare, a cercare di semplificare tutto questo, e questo è un dato umano che va ricordato. E poi vorrei ricordare tutti gli appuntamenti della settimana assieme a Certo. Roberta Cella questa sera alle 18:30, e domani abbiamo il mitico Gilberto Ganzer che parlerà all'Associazione Industriali, e cioè la sala Confindustria in via dei Toriani a Udine, delle donne nel Parlamento della Patria del Friuli. Epoca di Dante, le donne che sono presenti, le donne che a volte ci dimentichiamo, ma c'erano anche nel Parlamento della Patria del Friuli. E poi anche le donne di cui parla indirettamente Dante, ma che poi sono legati alla nobiltà friulana. Cito una fra tutte, la madre di Corradino di Svevia, che era stata moglie dell'imperatore Corrado e che rimane vedova. Corradino muore, lo sappiamo, bello era, di gentile aspetto, e lei sposerà Mainato IV di Gorizia, quindi entrerà nell'asse della nobiltà friulana. Poi avremo il nostro magnifico Floramo sabato all'università, sempre Scuola di Specializzazione Palazzo di Toppo Wasserman, che parlerà delle meravigliose miniature e dei colori del Dante guarneriano, e concluderemo domenica pomeriggio in Museo del Duomo di Udine parlando del grandissimo Bertrando di Saint-Genier, una personalità immensa ma ancora forse non completamente conosciuta. Bene, complimenti, non ho altro da aggiungere perché è soltanto per coloro che ci stanno guardando in visione all'ascolto, anche in replica, non resta soltanto che segnarsi le date, segnarsi gli appuntamenti, prendere fagotto, come si dice in questi casi, e presenziare per capire, conoscere e soprattutto respirare in un certo senso quello che è stato Dante e il Friuli Venezia Giulia in generale, anche se gli appuntamenti chiaramente sono concentrati su Udine, però comunque dobbiamo sempre parlare di una regione che fa parte di un contesto ben radicato sul territorio. Infatti Grazie. parliamo anche dei patriarchi di Aquileia, che è l'epoca di Dante. Beh, chiaro, questa è la cosa importante perché è la nostra culla storica in un certo senso. Sì. Grazie a Maria Paola Frattolin, complimenti ancora, grazie ai nostri amici e amiche per la visione all'ascolto. I live su friulitv.net torneranno nel corso della giornata con i flash informativi. Ulteriori aggiornamenti li potete tranquillamente consultare sul nostro sito www.friulitv.net. Come si dice dalla lontana provincia dell'impero, Mandi e alla prossima. Grazie Mandi. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.